I due nuovi volti del Milan si raccontano. L'attaccante, Allegri, mi ha colpito positivamente. Il giovane difensore, non mi aspettavo la chiamata. È tempo di presentazioni in casa rossonera. Nkunku e Odogu, ultimi arrivati in ordine cronologico al Milan, hanno rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale del club. Nkunku ha raccontato le sue prime impressioni. Quando ho ricevuto la chiamata del Milan, non ci ho pensato due volte. Ho subito capito che era l'opportunità giusta per me. Mi sento bene, stavo già lavorando individualmente e ora ho cominciato ad allenarmi con il gruppo. Non vedo l'ora di iniziare davvero con tutti i miei compagni. Parlando del suo passato al Chelsea, ha spiegato: mi sono infortunato quasi subito e sono rimasto fuori 5 mesi. Poi, appena rientrato, ho avuto un'altra ricaduta. Nel secondo anno ho lavorato duramente per farmi trovare pronto, ma l'allenatore ha fatto le sue scelte. Io sono sempre lo stesso, gioco con il sorriso e sono convinto che qui a Milano sarà diverso. Su Allegri, l'attaccante francese ha detto: mi ha dato un'ottima impressione. Ho parlato con lui prima della firma e anche nei primi giorni a Milanello. Il mio obiettivo è ambientarmi il più velocemente possibile e conoscere bene l'ambiente. Riguardo al suo ruolo in campo, sono un giocatore competitivo, consapevole dei propri obiettivi e cerco sempre di dare la miglior versione di me stesso. Posso offrire molto a questa squadra. Mi piace muovermi come trequartista, ma dipenderà tutto dal modulo e dall'interpretazione tattica. Deciderà il mister. Io sono solo impaziente di scendere in campo. David Odogu, classe 2006, si è detto entusiasta per l'inizio della sua avventura in Serie A. L'accoglienza è stata fantastica. I primi giorni qui sono andati benissimo. Sono arrivato con grande umiltà e voglia di lavorare, imparare e crescere. So di essere ancora giovane, ma voglio dimostrare che posso ritagliarmi spazio in poco tempo. Sulla chiamata del Milan. È stata una vera sorpresa. Il giorno prima ne avevo parlato con il mio agente, che mi aveva accennato questa possibilità. È stato inaspettato, ma sono felicissimo e grato per la fiducia che il club ha riposto in me. Descrivendo le sue caratteristiche: sono un difensore centrale che ama vincere i duelli, proteggere la porta e guidare la linea difensiva. Cerco sempre di essere aggressivo e fisico, con la mentalità di chi vuole vincere ogni partita. Infine, su Allegri. È un onore poter lavorare con lui. Mi farò trovare pronto per qualsiasi ruolo mi affidi. So che è molto competente nel lavorare con la linea difensiva e per me non fa differenza giocare a 3 o a 4. Sono qui per imparare da lui e dal suo staff. Nkunku ha poi parlato delle sue aspettative per la stagione che sta per iniziare. Voglio dare il massimo per questa maglia. So che ci sarà tanta concorrenza, ma per me è uno stimolo in più. Ogni allenamento sarà un'occasione per migliorare e ogni partita un'opportunità per dimostrare il mio valore. Voglio segnare, assistere i miei compagni e contribuire ai successi del club. Il francese ha anche sottolineato l'importanza del gruppo. Ho trovato un ambiente molto positivo. Tutti mi hanno accolto con grande disponibilità. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.